Noi la nostra petizione l'abbiamo già fatta, si chiama referendum, l'abbiamo fatta il 22 ottobre del 2017, quasi 2 milioni e mezzo di veneti, per il 97% hanno detto che vogliono l'autonomia. Questione di numeri, oltre 2 milioni contro 1 migliaio. Il governatore del Veneto è lapidario, noi abbiamo ascoltato un popolo intero e il bersaglio è la petizione lanciata in questi giorni sulla piattaforma digitale change.org da Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari, alla quale si sono accodati in poco più di 1 migliaio fra altri docenti, economisti e giornalisti, e dal titolo emblematico No alla secessione dei ricchi, in riferimento all'iter per l'autonomia di Veneto e Lombardia. Un'autonomia che non esitano a definire eversiva. Immediata la reazione di Zaia che ironizza ma puntualizza. Mi viene da sorridere per non dire altro, penso che noi stiamo semplicemente applicando quello che è previsto in Costituzione. La Costituzione prevede la possibilità per una regione di chiedere competenze su 23 materie, allora vuol dire che anche la Costituzione è eversiva per questo. Viesti ce l'ha con le materie sulle quali il Veneto ha chiesto, secondo le regole istituzionali, di poter ottenere l'autonomia. Il Parlamento non può essere espropriato del diritto-dovere di legiferare su questioni decisive, dice, siamo di fronte a uno stravolgimento delle basi giuridiche. Parole che il governatore chiosa così. La democrazia ha delle regole, la regola principale è quella di ascoltare le direttive del popolo, quindi questi signori raccolgano tutte le firme che vogliono, ma i veneti si sono già espressi.